Eccoci qua, ritornati. Allora, l'inno dei bersaglieri, quello più rappresentativo, quello ufficiale, e adesso i nostri ospiti ufficiali qui con noi. Mauro Cattai, Presidente Comitato Organizzatore, grazie di essere qui con noi e vediamo un attimo qualche nota in più per conoscerlo meglio, perché è Presidente uscente della sezione bersaglieri e ci racconterà un po' anche il raduno, come viene vissuto, ci darà qualche nota storica. Poi ben arrivato anche a Fausto Niero, Vicepresidente del Comitato Organizzatore, grazie anche a lei di averci raggiunto qui in studio, capo fanfara della sezione di San Donà di Piave. E questo sarà interessante perché poi vedremo anche la sfilata della fanfara, in modo particolare del 2015 a Roma, ma ne avete fatte tantissime e si ripeteranno nel tempo, in modo particolare nel prossimo raduno che sarà nel 2018. Poi abbiamo Antonio Bozzo, Presidente Regione Veneto, Associazione Nazionale Bersaglieri, grazie anche a lei. E ha praticamente avanzato la proposta ufficiale di dire perché no San Donà, giusto? Certo. Ha osato tanto. Ho usato tanto, sì, nel 2014. Sì. Vedremo gli esiti, poi che ci saranno. Luca Scarpi, capo fanfara, sezione di Jesolo. Buonasera. Voce storica, perché a questo punto avrà un ruolo di storico, ci racconterà un po' di... Mi occupo della parte storica. Esatto, di fatti storici interessanti, e appassionato tra l'altro di film, di storia, quindi lei insomma se ne intende di queste cose. Fabrizia Callegher non è bersagliere? Sono bersagliere. È bersagliere? Certo, perché lei in realtà è responsabile di iniziative scolastiche, certo, ma anche bersagliere. Mi sono iscritta alla sezione di San Donà. Ah, benissimo. Quindi sono bersagliere. A tutti gli effetti. E Cristiano Pellizzaro non è bersagliere, questa è una cosa ufficiale invece, ma è responsabile ufficio stampa e comunicazione social per quel che riguarda il prossimo raduno 2018, certo, quindi un ruolo importante per comunicare, diffondere, e vedremo che cosa anche avrà organizzato per captare un target un po' difficile, che è quello dei più giovani, perché non è cosa semplice, anzi bisogna un po' azzeccarci con i più giovani. Io vorrei però capire, spiegare ai nostri telespettatori, ma anche chi vi conosce, però non bene dal di dentro, chi sono i bersaglieri sostanzialmente. Qui abbiamo il vostro cappello, voi ne avete portati alcuni, non abbiamo qui la divisa, ma adesso magari vedremo anche delle immagini tratte anche da film storici che riprendono quella che è stata l'attività dei bersaglieri. Quindi vediamo un po' di raccontare chi è il corpo dei bersaglieri, proprio bene incardinato, fanteria, ci racconti bene per filo per segno, eccetera. E poi spieghiamo anche perché corrono, perché c'è questa divisa, un po' di fatti. Dove non ci arriva con la memoria, supportati e voi naturalmente con le vostre conoscenze, siete tutti quanti invitati a intervenire. Prego. I bersaglieri hanno sempre 20 anni, dicono, quindi sì? anche se si avanza con l'età comunque correre mantiene giovane. I bersaglieri sono il corpo di fanteria nato nel 1836, quindi hanno un bel po' di storia e sono conosciuti come i fanti piumati. Infatti il cappello piumato porta le piume e noi lo indossiamo in ogni occasione, in ogni manifestazione in cui praticamente c'è una ricorrenza, essendo noi facciamo parte proprio di un'associazione d'arma, perché tutti abbiamo fatto il militare nel corpo dei bersaglieri, corpo di fanteria, e quindi è una caratteristica rispetto agli altri corpi che da quando sono nati corrono in sostanza, all'interno ovviamente del corpo che comunque è un corpo nato diciamo all'epoca del Risorgimento, e quindi ha fatto tutte le guerre di indipendenza del Risorgimento, e aveva proprio la caratteristica che rispetto ai corpi militari dell'epoca, loro quando avanzavano correvano, quindi questa è stata proprio una caratteristica specifica che ha modificato poi il modo di combattere, esatto. Diciamo che i bersaglieri sono stati un po' sempre i precursori e la novità nella storia anche del corpo. Dopo magari lo spiegherà anche Luca Scarpi, perché sia nel Risorgimento che correvano, ma anche nella Prima Guerra Mondiale hanno indossato, o meglio hanno inforcato, come si può dire, la bicicletta, la famosa carriola, e i bersaglieri ciclisti sono state le prime truppe in movimento nella Prima Guerra Mondiale, che venivano praticamente a seconda delle esigenze che avevano lo Stato Maggiore dell'Esercito all'epoca, dislocati o sugli altopiani del Jago oppure sul Carso, a seconda delle necessità, perché erano truppe celeri che si muovevano.
E dopo se andiamo avanti nella storia, nella seconda guerra mondiale sono stati i primi che hanno inforcato la motocicletta. Per cui quindi quando noi vediamo anche nei film storici, rievocazioni eccetera, in motocicletta non sono alpini ma sono bersaglieri. Sono bersaglieri, diciamo che sono nati all'interno perché le stupe meccanizzate sono nate insieme con i caristi, sono comunque venuti nella seconda guerra mondiale, ma i bersaglieri prima con la bicicletta e dopo con la motocicletta in Africa diciamo si muovevano tutti in motocicletta i bersaglieri, quindi noi quando facevamo il militare, facevamo le manifestazioni, avevamo le guzzi e facevamo le esibizioni proprio con le motociclette e facevamo le acrobazie con le motociclette, e quindi è proprio una caratteristica tipica del corpo. Però vengono conosciuti un po' dappertutto perché corrono nel momento in cui... Ma perché corrono? Ci sono vari aneddoti tra l'altro. Perché la storia è nata proprio come una truppa che doveva muoversi in tempi brevissimi. All'epoca sì c'era la cavalleria, ma come fanteria l'unica maniera per potersi muovere era correre. Infatti la prima compagnia, che è nata proprio nel 1836, quando sono usciti dalla caserma avevano un po' sfidato l'allora re d'Italia e praticamente si sono trasferiti da una parte all'altra in poco tempo. Lui si è sentito come preso in giro, ha detto: ma come siete voi? Sì, noi siamo venuti in corsa. Lui non ci credeva, ma loro sono arrivati prima delle truppe di fanteria, si sono trovati già in posizione. No, cioè, sono arrivati prima del re, doveva trasferirsi da un palazzo all'altro, e loro gli hanno fatto gli onori sia da una parte che dall'altra, e lui si è trovato pensando che ci fosse un'altra compagnia, invece era la stessa che si era trasferita a posto di corsa. Insomma, questa è la storia tipica del cappello piumato di Bersaglieri. Da quel momento c'è stata un po' questa... E dopo la tradizione è andata avanti, insomma. Ecco, tra l'altro, chiedo un po' a lei come storico, qui stiamo vedendo tra l'altro la fanfara di San Donà, giusto? Sì. Che sta correndo a passo sostenuto. Il fatto di aver cambiato un po' la storia bellica dal punto di vista di strutturamento, di logistica, eccetera, è stato determinante anche per gli esiti del conflitto, che poi sappiamo la guerra di posizione, è stata la guerra di posizione, ma comunque si è modificata con il tempo, no? Sì, è innegabile. Quindi l'introduzione dei bersaglieri è stata qualcosa di molto determinante, ecco sì. Qui le biciclette. Esatto, queste sono le famose carriole, le chiamiamo noi amichevolmente. È innegabile l'apporto che hanno dato i bersaglieri a tutto l'esercito, in generale le forze armate italiane. Come diceva bene Mauro Cattai, sono nati per essere un reparto di fanteria leggera. Infatti nel fregio che è posto sul cappello si vede una cornetta, una tromba praticamente. Che vuole proprio... alzarlo, che certo, così volentieri. Un po' di più. Eccolo qui. Tenga pure fermo, eccolo qua, si vede perfetto. Cos'è che c'è che si rappresenta? Nel fregio intanto è posto su una coccarda tricolore, che quindi porta il verde al centro, poi segue il bianco e termina con il rosso all'esterno. Il fregio è composto da una granata esplodente sulla quale viene indicato il numero del reggimento o battaglione di appartenenza. All'interno si vede una cornetta, eccola qua, la tromba, che indica appunto le truppe di fanteria leggera, ed sono incrociate dietro due carabine o due fucili, perché appunto, come dice il nome, bersaglieri, devono essere molto bravi a sparare. Quindi già nel fregio si capisce tutta la storia e le peculiarità di questo gruppo. La granata perché derivavano dal reggimento Guardie, gli odierni Granatieri di Sardegna, diciamo il fondatore Alessandro di La Marmora era un capitano dei granatieri, e poi la cornetta e i fucili servivano proprio a indicare la specialità. Che è stato lui l'ideatore, diciamo così, del corpo. È stato lui, Alessandro Ferrero della Marmora, che appunto, come dicevamo, il 18 giugno del 1836 ha presentato per la prima volta questo prototipo di nuova truppa al re, che all'epoca era Carlo Alberto. L'apporto è stato sicuramente importante perché appunto in un periodo in cui gli scontri, le guerre si vincevano fronteggiandosi, gli eserciti si fronteggiavano uno di fronte all'altro e combattevano vis-à-vis, combattevano corpo a corpo sul campo di battaglia. Era importante, statici, ecco, esatto, statici. Era importante l'apporto che potevano dare le artiglierie, ma soprattutto le cavallerie, che irrompevano nello schieramento seminando scompiglio e poi preparando lo scontro per le fanterie.
La corsa di Bersaglieri doveva servire proprio a questo, ad essere molto celeri nello spostamento da un punto all'altro del campo di battaglia ed essere irruenti nel momento dello scontro. Il fatto stesso che il nostro copricapo sia rigido, è fatto di cuoio, di feltro, serve per proteggere il capo dalle sciabolate dei nemici, e soprattutto il piumetto serve per fare in modo che nel momento della corsa il reparto sia particolarmente, come dire, possa impaurire molto gli avversari, perché si proviamo di immaginare centinaia di bersaglieri che corrono incontro allo schieramento avversario con un movimento di questo tipo, sembrano che siano molti di più, un po' lo stesso uso che si potrebbe avere del colbacco, il colbacco che usano i granatieri di Sardegna nella loro divisa storica, o ad esempio le guardie di Buckingham Palace, serve a far sembrare chi lo indossa alto 2 metri, praticamente un gigante. Il timore è una cosa che veniva usata in battaglia all'epoca. Serviva effettivamente, Sì. Visto il tipo di combattimento, come si svolgeva in modo completamente diverso da quello che possiamo vedere adesso. Però era anche estremamente rischiosa come attività quella dei bersaglieri a questo punto. Sì, infatti si cercava di selezionare queste truppe, questi soldati tra i più arditi, diremmo adesso, tra i più coraggiosi. C'è un decalogo che appunto li porta ad essere particolarmente irruenti nel modo di combattere, ma anche nel modo di vivere. E ovviamente sono stati impiegati per questo nel corso di tutte le guerre risorgimentali e poi altri conflitti nel XX secolo. Ad esempio nel corso della Prima Guerra Mondiale le fanterie venivano schierate in trincea, dovevano presidiare e combattere anche loro, dovevano difendere i territori, ma al momento dell'attacco, dell'assalto, il più delle volte venivano usati reparti assaltatori di specialità come i bersaglieri oppure arditi successivamente. Ecco, io ho accennato un po' a un decalogo di chi di voi me ne vuole parlare, perché tra queste la curiosità è questa, ma nella selezione, non lo so adesso, di quando un tempo si faceva il militare, che poi è stato, abbiamo abolito all'inizio degli anni '80, no? Per cui voi l'avete fatto, sì. L'ufficio stampa non l'ha fatto e nemmeno lei, perché eravate fuori da questo... Esatto, è stato abolito nel 2004, è stata sospesa, non soppressa, sospesa la leva, e quindi le leve più giovani non hanno potuto fare. Quindi i nati nel 1985 fino alla metà degli anni '80 sono stati graziati, oppure diciamo così, dispensati da questa cosa, perché secondo i giovani graziati, secondo invece chi l'ha fatto poteva essere anche una bella esperienza. Ma nel selezionare un giovane, quando andava a fare la visita di leva, se poteva entrare nel corpo, perché poi potenzialmente non era una cosa tanto per fare, cioè aveva un suo senso, veniva tenuto conto dell'arditezza, della spavalderia, sì, eccetera, nel carattere, o no? Sì, veniva tenuto conto. Tra l'altro i soldati scelti, o meglio i ragazzi scelti, insomma, dovevano avere dei coefficienti molto più alti degli altri reparti, proprio perché coefficienti in che senso? È un coefficiente fisico e psichico leggermente più alto degli altri reparti, proprio perché la caratteristica del corpo, come abbiamo detto fino adesso, richiede una prestanza fisica superiore. Cioè, quando noi abbiamo fatto il militare c'era sempre la corsa mattutina, cioè tu ti alzi dalla branda e vai in bagno di corsa, tu fai l'ammassamento di corsa, noi eravamo sempre di corsa, cioè sempre di un corsa. bersagliere che veniva visto camminare veniva punito. Ecco che serve anche certe dote fisiche, insomma. Poi ma voi ve lo aspettavate questo tipo oppure quando uno entrava giovane? Beh, ma si sapeva, perché comunque il bersagliere è associato alla corsa. Poi nel decalogo di La Marmora questi 10 comandamenti che poi andremo a sviscerare uno per uno, insomma c'è ginnastica sino alla frenesia. Fino alla frenesia, infatti questo mi ha colpito particolarmente, ho detto fino alla frenesia, caspita, cioè veramente... C'è scritto ginnastica di ogni genere. Di ogni genere fino alla frenesia. Ma addirittura c'erano qualche anno fa, per chi ha fatto il militare negli anni 50, negli anni 40, e ci raccontano i nostri vecchi che nelle palazzine erano appese delle corde e sopra a queste corde veniva messo il pranzo giornaliero, per cui se volevi arrivare al pranzo dovevi riuscire ad arrampicarti alle corde e arrivare sopra. E poi in modo così un po' baldanzoso i bersaglieri facevano anche la gara a chi arrivava prima, chiaramente, perché si doveva superare questo ostacolo anche in maniera come si dice, un po' così sbarazzina. Quindi senza dubbio. E la fanfara invece, chiedo appunto sempre a lei, da che cosa nasce?
Come mai? Poi tra l'altro Allora, di corsa sempre. La fanfara nasce alla fine del 1800, ci sono dei vari step. Diciamo che ogni reparto, la Marmora quando ha fondato il corpo voleva che in ogni reparto Bersaglieri ci fosse una cornetta da caccia che serviva a dare gli ordini, perché lei provi a immaginare un reparto Bersaglieri che magari è distante alcune centinaia di metri, a volte alcuni chilometri, non era facile, cioè non è come adesso che si aveva la tecnologia a disposizione, non era facile dare i comandi. Allora per dare i comandi veniva utilizzata questa cornetta che riusciva ad arrivare fino in fondo, quindi c'erano dei messaggi e dei suoni ben stabiliti, codificati, per cui i reparti sapevano muoversi. Poi le varie cornette dei vari reparti si trovavano alla sera, nelle caserme, così anche negli incontri conviviali. Sono nati i primi brani e da questi primi brani si è aggiunto qualche strumento in più, quindi qualche bassotuba, qualche flicorno di altro genere, e sono nate le prime fanfare Bersaglieri. Poi i Bersaglieri chiaramente riunendosi hanno creato le prime marce, i primi brani. Alcuni di loro sono anche di fine 800, quindi ci sono alcune marce che noi eseguiamo adesso che hanno anche 150-160 anni di storia, insomma. Comunque appunto la musica è sostenuta dal ritmo. Sì, certo. Quindi era fondamentale. Sì, le marce dei Bersaglieri, per chi magari ne capisce un po' più di musica, si svolgono a 170-180 battiti al minuto. Quindi per i più giovani, visto che prima parlava di giovani, insomma è un po' il tempo di musica che si ascolta al giorno d'oggi nelle discoteche. Sì, assolutamente sì. Ecco, qui stiamo vedendo la fanfara di San Donà, no? Sì, qui stiamo attraversando il Piave, questo è proprio il ponte della Vittoria che c'è a San Donà, il ponte che collega la città di San Donà alla città di Musile di Piave. Questo, se non erro, è un video preso dalla festa che abbiamo fatto nel 2015, dove abbiamo commemorato l'inaugurazione del monumento al Bersagliere che abbiamo proprio sul ponte del fiume Piave. Copia di Porta Pia. Qui siamo, sì, è copia di Porta Pia a Roma. Qui siamo al raduno di Rimini, se non erro. Stiamo facendo la corsa finale di fronte alla tribuna delle autorità. Quindi sono momenti di grande coinvolgimento questi. Sì, infatti si può vedere, la gente ci accoglie sempre, ogni anno si tiene il raduno nazionale, magari poi abbiamo modo anche di parlarne, si tiene il raduno nazionale in una città diversa ogni anno d'Italia. L'anno scorso per esempio eravamo a Palermo e la gente ci accoglie sempre calorosamente. Sono anche gli anziani che continuano a correre. Finché il fisico dà la possibilità di farlo. Sì, che si respira. Ecco. C'è una particolarità sulle fanfare che, parlando un po' in giro per il mondo, è l'unico corpo militare che ha le fanfare che fanno parte dei bersaglieri, che praticamente con pochi strumenti, con 3 strumenti, riescono a fare una composizione completa di un brano musicale. Non solo, ma è l'unico corpo che ha un repertorio tutto suo, perché noi non siamo andati in prestito di nessuno, cioè, le canzoni dei bersaglieri sono solo canzoni dei bersaglieri, in sostanza, create proprio per il corpo. Quindi se una fanfara volesse fare un concerto con tutte le musiche dei bersaglieri, consumerebbe benissimo una giornata intera, in sostanza. E con la divisa, qual è la vostra divisa? Questa è una divisa bianca, per esempio? Sì, questa è una divisa molto chiara. Allora, noi siamo una fanfara in congedo, come ce ne sono tantissime altre in tutta Italia, e poi ogni fanfara studia e struttura una sua divisa, invernale, estiva. Quindi è peculiare proprio di riconoscibile, identificabile come la vostra? Sì, poi molto spesso vengono utilizzate anche divise magari dell'esercito che non sono più in uso all'esercito. Tipo possono essere delle tute mimetiche. Alcune fanfare poi si costruiscono una loro divisa. Noi abbiamo scelto questa perché pensiamo che anche il colore così chiaro possa identificarci. È riconoscibile. Tra l'altro è molto bello quando si partecipa alle manifestazioni nazionali. Antonio, se non dico errato, ci sono circa 70-75 fanfare in congedo in tutta Italia. Sono tantissime. Sono tante, sì. Rappresentative di ogni regione, tra l'altro.
E è bello quando ci riuniamo trovarci e c'è qualcuno con la divisa storica di fine 800, c'è qualcuno con la divisa coloniale, c'è qualcuno con le divise un po' particolari come la nostra, insomma è bello ritrovarsi. Ecco, ma adesso ci sarà Piave 2018, non so se chiedere all'ufficio stampa oppure a voi, qualcuno mi risponde. Piave 2018, la scelta del nome, il fatto ci sarà il prossimo anno, quindi voi vi siete presi per tempo, giustamente per cercare di coinvolgere più persone possibili, più bersaglieri possibili. Come mai la scelta di Piave 2018? Come mai anche questo attivarsi anche con le scuole? Poi vedremo anche chi si occupa dei più giovani. Sì, abbiamo avanzato questa proposta nel 2014, poco prima del raduno nazionale di Asti. Abbiamo avanzato questa proposta e solitamente c'è un'alternanza nord, centro e sud, quindi nel 2018 obiettivamente non sarebbe toccato al nord, ma appena ho portato in sede di consiglio... sarebbe toccato? Non sarebbe, per il discorso che le dicevo dell'alternanza. Però appena io ho presentato la proposta del raduno nazionale, che si identifica sempre con un nome, che so, raduno nazionale di Asti, l'anno scorso insomma eravamo a Palermo, noi lo abbiamo chiamato raduno nazionale Piave 2018, che si svolgerà nella fase finale a San Donà di Piave dal 7 al 13 maggio, però sarà un raduno che coinvolgerà tutto il territorio e questo modo di presentare e di candidarsi ha fatto sì che tutti quanti entusiasti accettassero questa idea del 66esimo raduno nazionale di bersaglieri, che come dire, chiuderà anche le celebrazioni del centenario della Grande Guerra. Sì. E quindi non c'è, secondo noi, un luogo più appropriato per concludere queste celebrazioni proprio sul fiume sacro alla patria, quel fiume che ha rappresentato l'ultimo baluardo difensivo dopo insomma, la ritirata dei reparti, dopo la sconfitta, chiamiamola così, o scelta tattica, come dicono alcuni storici, di Caporetto, per poi riprendere i territori recandosi verso l'ultima battaglia, la battaglia della vittoria di Vittorio Veneto. Quindi secondo noi San Donà di Piave è sì l'ultimo posto dove si potesse concludere queste grandi celebrazioni. E quindi noi chiameremo, da 2 anni, ormai 3 anni abbiamo iniziato, e chiameremo a rapporto, mi piace dire così, insomma, per il raduno, lo abbiamo soprannominato, e credo che avremo tranquillamente almeno 100.000 bersaglieri. Senza dubbio, ma poi anche sarà coinvolgimento di pubblico, insomma, questo è anche importante, cioè la partecipazione popolare. Ci sono tantissime iniziative in corso, abbiamo iniziato tanto tempo fa, è una bellissima iniziativa perché poi è vero il raduno si svolge una settimana, ma nella parte finale, ma come ho detto qualunque altro evento che noi abbiamo strutturato in questi anni è un percorso, fa parte del percorso di avvicinamento al grande raduno. Un evento che lei ha ricordato prima e che potremo sentire insomma dalla professoressa Callegher, proprio il coinvolgimento del territorio attraverso gli studenti. Assolutamente. Se mi permette c'è un altro passaggio, che noi portiamo un raduno di bersaglieri dopo 20 anni nel Veneto, perché l'ultimo è stato nel 1995 a Vicenza. Quindi il Veneto finalmente dopo 20 anni ha di nuovo un raduno nazionale dei bersaglieri, insomma. E quindi diciamo che anche se viene tenuto a San Donà di Piave è comunque un raduno del Veneto e quindi l'importanza di questo raduno è che nell'ambito ANB, visto che Antonio è il presidente regionale, tutti nel Veneto sono entusiasti di questo raduno, proprio perché è il raduno non solo di Piave 2018, ma è il raduno del Veneto in sostanza. Questo è importante. Quello volevo chiedere, come per esempio i lagunari, Laguna di Venezia, Veneto, Alpini, è comunque un richiamo al nord Italia senza alcun dubbio, e così via dicendo. I bersaglieri hanno un'allocazione geografica peculiare? Ma no, nel senso che sono stati scelti come un corpo particolare, un corpo scelto, per cui dovevano... Prescinde, quindi va di sono nati per essere un corpo speciale che interviene in qualsiasi teatro d'operazione, per cui non sono una truppa prettamente di montagna. Quindi potrebbe essere tanto il sud, quando venivano prese queste persone... Sì, infatti i reggimenti bersaglieri tuttora si dislocano in tutta Italia, una volta ce n'era qualcuno in più,
si dislocano in tutta Italia, dal Piemonte fino alla Puglia, insomma. Certo. Allora, torniamo di nuovo insieme, parliamo anche appunto dei progetti di coinvolgimento di più giovani, abbiamo parlato anche della Grande Guerra che ha un suo peso e infatti non vi dico nient'altro, andate in pubblicità e state con noi tra poco.